Buonasera amici di Rugby House, bentornati insieme. Che settimana, che weekend per quanto riguarda i colori rosso-blu. Vittoria della prima squadra Mogliano al Quaggia, vittoria all'ultimo secondo della 18 nel derby alla Guizza con Padova e la 16 che guadagna la finale. Parleremo di questo in questa puntata così speciale, così coinvolgente, perché c'è poco da dire. Era anni che non si viveva una fase di playoff così intensa su vari livelli, sia a livello di prima squadra che a livello giovanile. Per cui abbiamo voluto invitare tra di noi il capitano della 18, Filippo Cadorini. Ciao Filippo, benvenuto. Grazie mille, piacere. E con noi Antonio Romeo. Ciao Antonio, bentornato. Ciao, grazie, buonasera a tutti. Allora, partiamo con Antonio e parliamo della prima squadra. E poi ovviamente ci allarghiamo e parliamo anche di queste giovanili rossoblu che stanno dando tanta soddisfazione. Una vittoria molto importante, 3 punti al Quaggia a Mogliano. Di certo il ritorno deve partire mentalmente come se non fosse successo assolutamente nulla. Sì, il presupposto mentale credo della squadra rodigina deve essere proprio quello, cioè giocarsi questa partita qui, ma sicuramente sarà lo stesso atteggiamento che hanno avuto sabato scorso. Sono andati là sapendo che era una finale, perché comunque vincere fuori casa la prima di semifinale ti sistema molte cose. Quindi io credo che tra le due sicuramente consideravano la prima partita, quella che hanno giocato, la vera finale di questo momento del campionato. Per cui l'atteggiamento è stato ottimo, abbiamo visto un ottimo Rovigo, soprattutto nei primi minuti dove abbiamo giocato veramente un ritmo altissimo, abbiamo fatto dei multifasi importanti, abbiamo avuto un buon possesso, siamo stati forti nei punti d'incontro, siamo stati forti in difesa, siamo stati forti nelle fasi di conquista. Forse in mischia si pensava che ci poteva essere un dominio maggiore, ma questo sai, ogni partita è a sé, però alla fine Rovigo se l'è portate a casa le sue, quindi non abbiamo sofferto la perdita di Bibi con l'alternanza di Balboni, nonostante di fronte gli avessero cambiato pilone e poi avessero messo Coroi, che poi è quello che ha fatto l'ultimo fallo, insomma, che ci ha permesso anche di portare a casa la partita, perché era un fallo a favore di Mogliano che poi gli è stato girato contro. Io credo che la squadra sia perfetta, abbia giocato bene come lo sta facendo nelle ultime 3-4 gare che abbiamo visto, quindi credo che l'atteggiamento e la lucidità mentale di poter portare a casa anche il prossimo match sia sicuramente nella testa dei rossoblu. Ecco Filippo, tu hai visto il match? Sì, ho avuto occasione di vedere la partita. Eri a Mogliano o eri stato a casa? No, ero a casa con amici, per lo più con l'amorosa, a vedere la partita per cercare di replicare il giorno seguente. Ecco, tra l'altro, come si diceva prima, Filippo ha la finale 18, ha la maturità, insomma un bel po' di impegni, no, questo periodo? Sì, parecchie cose che si stanno accumulando e stiamo cercando, io e anche tutti quelli della mia età, di conciliarle al meglio. Ecco, tornando al match, come hai visto questo Rovigo? Una prima squadra assolutamente ben preparata, partita benissimo perché hanno spinto subito nei 22 avversari per una buona parte del primo tempo. Sfortunata anche a volte per non riuscire a concretizzare, ma una grande squadra si vede anche appunto dagli errori e da saper reagire, e nonostante questo sono stati abbastanza bravi e coraggiosi a riuscire a girare la partita. Antonio, vinci di 3 punti, come diceva in apertura, in realtà è ben poca cosa a livello numerico, insomma l'atteggiamento sarà fondamentale, lo stesso atteggiamento e l'attitudine che c'è stata a Mogliano dovrà essere replicata qui al Tempio sabato prossimo. Mogliano che probabilmente deve recriminare un po', stavo un po' ripensando a quello che aveva detto anche Umberto Casellato nella sua analisi del match. Rovigo ha giocato meglio di Mogliano, questo vuol dire che Mogliano può avere qualche margine in più rispetto all'andata. Beh, sicuramente dovrà sistemare la rimessa laterale, perché credo sia stato un po' uno dei loro punti deboli, almeno hanno perso sicuramente 4-5 lanci di gioco buoni, e avendo comunque un triangolo allargato con gente con gambe e con una certa fisicità, sicuramente non hanno avuto la possibilità di essere performanti, proprio perché alla fonte sulla fase di conquista non sono stati all'altezza. Più bravi messi ordinati di quanto si aspettasse, sì, meno bravi meno performanti,
In realtà forse ci si aspettava il contrario, insomma, perché comunque Mogliano in touche ha sempre avuto buone soluzioni, ha ottimi saltatori, quindi ha buone possibilità e buone alternanze come blocchi di salto. Sicuramente il problema più grosso che hanno avuto è stato quello di non poter usare le loro frecce, che le hanno usate solamente in occasione dei contrattacchi, gioco rotto, quando magari Rovigo ha usato il piede, e sui ritorni lì abbiamo visto loro un po' attivi, però effettivamente non sono stati usati come dovevano essere usati, merito anche di comunque una difesa molto arrembante da parte del Rovigo. Sì, Mogliano che ha avuto un'occasione e mezza ha fatto 10 punti poi alla fine, ecco, se togliamo anche forse l'ultima azione in cui Coroi commette quell'ingenuità che avrebbe potuto permettere a Renata di impattare all'ultimo secondo, di certo un Mogliano che nei nostri 22 c'è stato ben poco. Pochissimo, tra l'altro la meta, bellissimo sidestep di Renata, però alla fine diciamo è venuta fuori da un'incursione, un gioco, insomma hanno costruito poco in realtà, però come hai detto tu loro possono migliorare, 3 punti non sono tanti, per cui se sistemano alcune cose sicuramente loro ora verranno qua con la testa libera, perché ormai loro non hanno più niente da perdere ma solo da guadagnarci. Forse abbiamo un po' più pressione noi da quel punto di vista lì, anche se giochiamo in casa. Anche se sembriamo molto molto lucidi, molto sul pezzo. Vedo una squadra molto concentrata, bello il siparietto fra Monberg, Basson, McDonnell, Tush, no, Pali, insomma interessante questa cosa, no? Sì, io credo che quando Joe McDonnell ha preso in mano la squadra sicuramente ha vissuto il primo periodo ovviamente su quello che era stato il seminato di Filippo Frati. A questa squadra bisogna dare atto che lui ha tirato fuori molto carattere, ha tirato fuori una certa determinazione e una consapevolezza nei propri mezzi, quello che lui in realtà ha sempre detto, cioè questi ragazzi devono cominciare a prendersi delle responsabilità. Qualche puntata fa, quando ero stato ospite, avevamo parlato di decision making, per esempio, e lo stiamo vedendo fatto con una certa lucidità, quindi vuol dire che i messaggi che Joe ha lanciato alla squadra e sta cercando di abituare la squadra a fare un determinato tipo di scelte stanno portando comunque delle buone cose, perché comunque abbiamo visto, per esempio, vedi un Rodriguez che attacca molto, che gli piace giocare, si butta, ha segnato una meta buttandosi in mezzo, insomma magari qualche volta uno dice che Rodriguez non è uno a cui piace il contatto, in realtà ti sta dimostrando che si è preso in mano una grande responsabilità, che è quella di far girare i tre quarti, e lui si butta e lui gioca, quindi vuol dire che nella sua testa il lavoro di Joe ha fatto sicuramente presa. Tra l'altro un'ottima prestazione anche di Chilon, secondo il mio punto di vista, che ha attaccato molto la linea, è riuscito a mettere comunque sempre molti quesiti alle guardie e alla linea difensiva di Mogliano. Sì, io reputo nel complesso 3 giocatori che secondo me meritavano il man of the match. Uno era Basson che l'ha preso, uno era Chilon e l'altro è stato Roberto Tenga. Sì. Secondo me sono stati i 3 giocatori che hanno avuto apparentemente, sempre quello che ho visto io, un rendimento stratosferico, e proprio Chilon è stato secondo me quello che ha messo più in difficoltà Mogliano, proprio perché probabilmente non si aspettavano che lo schierassero, e invece poi Alberto è uno che se tu gli dai 1 metro te lo mangia e ti attacca, insomma ti mette in difficoltà, quindi ha creato un po' di problemi sulle guardie, perché insomma lui ha sempre prima prova a attaccare, fissa un po' le guardie, poi sposta il gioco, quindi anche il sistema difensivo di Mogliano insomma ha dovuto un attimo rivedere le proprie cose. Tra l'altro tu ti sei allenato con la prima squadra, hai fatto la preparazione con la prima squadra brevemente, è stata una bella esperienza immagino, no? Certo, ho fatto la prestagione... Pre-season, dicono quelli ecco. bravi, no? Sì, con la prima squadra ho avuto questa opportunità e ovviamente mi sono trovato un po' spiazzato perché i livelli erano abbastanza diversi. Sì, ho visto grandi giocatori e ritmi totalmente diversi, molta velocità di gioco, touche molto organizzati, e infatti sono riuscito anche ad apprendere da questo piccolo periodo di tempo che ho potuto affrontare con loro. Bene Filippo, allora c'è una cosa che tu puoi insegnare alla prima squadra, tu dirai quale? Andiamo a vedere gli highlights della vittoria
del Quaggia e poi rientriamo perché Filippo forse si dovrà anche svelare qualcosa. Amici di Rugby House, buon pomeriggio dallo stadio Maurizio Quaggia di Mogliano. Entrano in campo i bersaglieri per gara 1 di semifinale. Tutti naturalmente ce lo auguriamo. Buon pallone di Ruffolo in rimessa laterale. Percussione per asse verticale. Chillon estrae il pallone. Palla fuori, Luciano trova un buon varco. Bravissimo. Accidenti, messo giù Van Niekerk. Ottimo buco preso da Rodriguez. Buona questa fase, Rovigo che cambia lato con Rodriguez. Tenga viene fermato però. Buona prima linea di difesa del Mogliano, ancora Rovigo, Rodriguez. Inserimento dei backs Rodigini, scarico. Ha trovato un varco Bernini, Siamo è rimasto in piedi ma non ha pochissimo. segnato. Ancora Ed ecco la meta di Lucio Rodriguez, la prima meta di Luciano Rodriguez. E voilà. 7 punti. Ancora una rimessa Rodigina e ancora un pallone vinto dai bersaglieri che ora impostano un molla avanzante. E c'è anche un vantaggio che l'arbitro Vivarini decreta per i bersaglieri. I rossoblù insistono sull'asse verticale, Chillon sul lato chiuso, scatta Ruffolo, arriva il sostegno offensivo dei bersaglieri e poi Vivarini interrompe. Già si prende il premio partita, cosa dici? Sì, però mi sembra un po' corto il calcio, Semenzato chiama Capitan Saccardo, Alvorsen prende la responsabilità ancora una volta, ma non avanzano i bianco-blu. Scarica per Renata e voilà! 3 punti per Mogliano. Alvorsen, palla fuori, Renata trova il buco e mette in mezzo ai pali, ai ai ai. Si è avvicinato una volta all'inizio, ha fatto 3 punti con un drop e per la seconda o terza volta Mischia nella metacampo del Mogliano, Rovigo stavolta chiaramente in possesso. c'è un buon avanzamento rosso-blu. Sì. Ecco il tentativo di Stefan Basson che centra i pali. Ecco Trento e Renata che va a calciare questo calcio di punizione storto Se lo e batte corto. malissimo per fortuna. Delle tribuna del Quaggia in attesa della conversione. Sbaglia ancora clamorosamente Renata per che fortuna. non riesce. Sono 2 penalty sbagliati da Renata nel secondo tempo. Boggiani. Primo blocco Rodigino. Questa è una palla molto importante. Vantaggio per il Rovigo. Beh sì, quindi falli del Mogliano ce ne sono stati almeno 3. Si proveranno a giocare e fare qualcosa. Però niente di che, insomma, per ora pioggia quasi britannica. Stefan Basson, attenzione! Mamma mia! Grandissimo calcio di Stefan. Capolavoro! Deve andare in meta. Coroi. Grande punch del pilone figiano. Rovigo deve stringere i denti e portare a Grandissima casa questa difesa. vittoria. Odiete. Odite Sulla- scappa e la partita finisce qua e Rovigo vince 13-10. Triplice fischio e portiamo a casa la partita. Ottima prestazione dei rossoblù. Bentornati in studio. Allora, Filippo, tu sai come si fa a battere Mogliano in notturna? Beh, sì, siamo riusciti in questa grande impresa a inizio stagione, dopo un periodo abbastanza difficile, perché eravamo un po' in caduta libera, se posso definirlo così. C'è Però Matteo ci Dolcetto siamo- che guarda lì fuori. E ci siamo guardati un attimo negli occhi e abbiamo deciso di scegliere qual era la nostra vera strada. E sì, dopo abbiamo avuto l'opportunità di giocare dopo la prima squadra al Battaglini e siamo riusciti a portare a casa una partita quasi forse la più importante per l'inizio della seconda parte di stagione. Sì. Ecco, tra l'altro è stata una giornata bellissima in cui prima giocava la prima squadra, poi giocava la 18, per cui una giornata di rugby
a 360 gradi che ci sentiamo molto umilmente di suggerire, perché penso che come esperienza, come possibilità anche di mettere in luce i giovani rugbisti sia bello, no Filippo? Sicuramente, Ecco. sì. Lo approvo, è stato molto motivante soprattutto. Certo. Allora, l'altra semifinale, Antonio, Calvisano e Spugna Padova, come da copione praticamente. Come da copione, però Calvisano ha fatto secondo me molta più fatica del previsto. Petrarca probabilmente un po' corto nei cambi, però sapevamo che mischia ordinata, touche in difesa non aveva nulla da insegnare a nessuno, e sono state quelle insomma un po' le chiavi per le quali la partita è rimasta in bilico fino alla fine. Calvisano poteva fare sicuramente di più, però credo che è rimasta un po' imbrigliata dalle capacità del Petrarca, che comunque giocava in casa, e siamo sempre lì, insomma la squadra gioca in casa ha sempre delle motivazioni maggiori. Non è stato facile secondo me per Calvisano, che dovrà sistemare qualcosa, perché è vero che Costanzo è rientrato, però non ha ancora i minuti giusti, Morelli idem, e alla fine in mischia ordinata non c'è stata questa supremazia che normalmente insomma Calvisano ha, quindi insomma devono rivedere due cose, perché il Petrarca andrà all'arrembaggio secondo me a Calvisano. Però sarà difficile andare oltre il break che hanno subito in casa. Sicuramente è difficile, però come abbiamo detto prima, Padova ormai ha raggiunto un grandissimo traguardo, che è stato quello di arrivare ai playoff, cosa che non si vedeva da qualche campionato, e adesso tutto quello che viene per loro è buono. Quindi sì, il risultato non è sicuramente dalla loro per quanto riguarda la rimonta del gap, però cosa hanno da perdere? Niente. Quindi secondo me Cavinato, che poi è un volpone di queste situazioni qui, è uno che sa mettere le giuste pressioni, sa preparare le partite, secondo me motiverà i suoi ragazzi in maniera importante. Ecco, se per noi se per Rovigo è stato un weekend decisamente felice, per Padova non lo è stato, perché il Petrarca ha perso in casa col Calvisano e questi ragazzi terribili della 18 hanno compiuto un'impresa che, cioè se uno ci pensa, è veramente il massimo a cui un giocatore di Rovigo può aspirare. Filippo, siete riusciti a lasciare fuori dalle finali nazionali il Petrarca in casa loro con un calcio all'ultimo minuto di un ragazzo che quel giorno compiva 18 anni. Sì. E anche Federico Buffo potrebbe parlarne meglio, insomma. A dire il vero è stata proprio una giornata fantastica, perché abbiamo avuto l'opportunità in questo campionato di battere 3 volte su 4 la nostra avversario per eccellenza, appunto il Petrarca, e vincere grazie a un calcio appunto di un nostro compagno che compiva appunto 18 anni lo stesso giorno. La festa è stata enorme. È prolungata. Sì, per la sera in spogliatoio. Quanta gente è andata a scuola il giorno dopo? Quasi tutti, siamo stati bravi, onestamente, tanta gente si è data da fare nonostante i festeggiamenti. No, tra l'altro sappiamo che a scuola siete tutti bravi, siete tutti ottimi voti. Una squadra di 20-30 ragazzi, quasi tutti vanno bene. Quindi mandate i vostri figli a giocare a rugby, avete capito che il rugby aiuta anche a studiare, questo è un messaggio che va dato. Tra l'altro, Filippo, la tua storia è un po' particolare. Filippo non è di Rovigo, l'anagrafe, ma è acquisito, tu sei di Vicenza, no? Sì, Vicenza. Quindi arrivi qua 3 anni fa per l'accademia, Sì. poi esci dall'accademia e decidi comunque di restare a Rovigo. Raccontaci un po' questa storia. Sì, soprattutto anche per motivi scolastici. Io e anche 2 o 3 miei compagni di squadra ci siamo decisi a terminare gli studi qui, e avendo un'ottima possibilità di crescere anche rugbisticamente, e ci siamo fatti coraggio, insomma, abbiamo detto siamo qua, facciamo le cose come meglio riusciamo, cerchiamo di portare la squadra più in alto possibile, e dopo un anno di duro lavoro e soddisfazioni ce lo stiamo facendo. Ecco, la cosa interessante è che tu sei il capitano di questa squadra, Sì. però a detta di molti non sembri proprio di Vicenza, come si suol dire qui a Rovigo, sembri uno di San Bortolo, per dire che hai questo approccio molto ruspante, molto incisivo.
Sì, caratterialmente sono un po' così. Ho bisogno di dar coraggio ai miei compagni anche quando siamo un po' giù. Cioè, è parte di me. Durante il campionato era essenziale, durante molte partite ci sono stati alti e bassi, quindi ho cercato come ho potuto di motivare tutti i miei compagni di squadra e loro di motivare me, e questo ne sono grato infinitamente. Per il resto, sì, sono un mezzo rodigino. Ormai sei già qui, sì. hai già chiesto la cittadinanza? Qualcosa Sono lì. Quanto sono contati i tuoi anni in accademia, Filippo? Per lo sviluppo, per la crescita più che altro tecnica, molto. A parer mio, poi anche l'ambiente, avere la possibilità di continuare anche durante il weekend e gli allenamenti con le giovanili e con il Rovigo, molto. Mi sono reso conto, partendo dal primo anno di Under 18, di peccare in molte fasi tecniche, e lavorando, ovviamente avendo il supporto dell'Accademia e del Rovigo, di essere riuscito a raggiungere discreti livelli, per il mio. Quindi sono più che contento. Per la finale del 29? Per la finale del 29 si mette in atto tutto quello che si è imparato nel tempo e tanto cuore, perché alla fine è quello che dimostra E che fa la squadra. Sì. E, tra l'altro non sapete ancora i vostri avversari, perché Medici, Capitolina, se non ricordo male, deve essere... Concludendo una giornata prima di campionato delle fasi finali, non sappiamo appunto ancora loro come si siano posizionati o chi sarà la finalista. Anche perché è diviso in due praticamente, Sì, le fasi di... girone nord sarebbe centro-sud. Per ora siamo i primi, e si spera bene anche domenica, del girone nord. E centro-sud non si sa ancora di preciso chi. Ecco, Antonio, tu speri Medici, perché con la Capitolina tu hai avuto una brutta esperienza ai tempi, no? Sì, io ci ho perso una finale Under 16 con la Capitolina, però ormai è passata, insomma. Fa male, però è passata. Parlavi della 16, anche la 16 ha guadagnato appunto questi crediti. Sì, una 16 formata da un gruppo eccezionale, secondo me, ben allenati, hanno avuto la seconda parte del campionato una formula leggermente più corta rispetto alla 18, che ha un girone di semifinale a 4 squadre, mentre l'Under 16 ha fatto direttamente la semifinale andata e ritorno col CUS Milano, ci siamo giocati tutto in casa facendo un grandissimo risultato, era veramente quasi impossibile ribaltarlo, ma sono andati a Milano e hanno portato a casa la partita anche là, quindi vuol dire che sono estremamente concentrati, molto performanti, e anche loro vanno in finale con la Capitolina e se la giocheranno domenica a Firenze. Ora l'orario non è ancora stabilito, però la sede sì, quindi Rovigo Capitolina a Firenze, quindi, finale Under 16. Visto che comunque avete un bel po' di tifosi al seguito domenica a Padova, Sì, no? sì, molto tifo rispetto a quello che siamo abituati noi in Under 18. Per cui sabato semifinale di ritorno in casa con Mogliano, domenica, visto che Firenze è anche una bella città, si va a Firenze a sostenere l'Under 16. Diamo spazio alle news che arrivano dagli altri campi di eccellenza e poi ritorniamo insieme per l'ultima parte di Rugby House. Una finale prima della finale. Rovigo e Mogliano vanno a caccia dell'ultimo treno per il titolo in 80 minuti in one shot, un solo colpo, e chi sbaglia se ne sta in divano a guardare gli altri festeggiare. Il 15 trevigiano arriva al Battaglini consapevole di partire da -3 nel punteggio e da -1 nella formazione, visto che con quello che ci sarà in tribuna scenderà in campo in 15 contro 16. Il dato tecnico rimane comunque quello lasciato al Quaggia settimana scorsa, quando le due squadre hanno messo in scena un match di sostanziale equilibrio, con la FMCZ in grado di dimostrare a tratti, soprattutto nel primo tempo, un potenziale in attacco che in questo momento è superiore a quello moglianese, e dall'altra parte un gruppo molto solido dal punto di vista mentale, capace di rispondere difensivamente con un atteggiamento che più volte è riuscito a raffreddare il nucleo rossoblù prima del punto di fusione. Nel dopopartita di gara 1 McDonald si è dichiarato soddisfatto, malgrado il margine così ridotto nello score. Giusto, perché vincere a Mogliano non era e non è mai cosa scontata. Giusto, perché la squadra ha giocato senza freni tirati, con pochi fronzoli
ed alcuni spot, almeno 3 ingaggi devastanti della coppia Quaglio Tenga, la regia intelligente di Rodriguez, la fisicità incontenibile di Bernini attorno agli raggruppamenti, che hanno di fatto reso la serata polesana dolce. Attenzione però, perché quel Mogliano non ha giocato da Mogliano e messo di fronte al dentro o fuori potrebbe tirare fuori tutto il buon rugby di cui è capace, davanti e dietro. Di più, tanto di più, staff e tifosi si aspettano dal numero 10 Mauri Renata. Una meta bellissima quella realizzata a 100 all'ora in faccia a mezza difesa con un numero da ballerino hip hop, che non ha però compensato una gestione della gara tendenzialmente livellata sulla sufficienza, come spesso è accaduto quest'anno, con la pecca poi del doppio errore dalla piazzola che avrebbe potuto portare la squadra a giocarsi il ritorno scaricando interamente la pressione su Rovigo. Ma non sarà solo lì la chiave del match, perché in rimessa laterale Parker rimane un cliente durissimo da digerire e di sicuro i 2 reparti di terza linea saranno chiamati a fare un lavoro di perno vero attorno a cui far girare tutto il resto. Va letto così il tentativo di recuperare in extremis Capitan Filippucci, uno che per peso specifico e leadership naturale servirebbe come l'acqua nel deserto in un confronto con queste premesse. In ogni caso una semifinale che di sicuro parte meno scontata di quella domenicale tra Calvisano e Padova, e nell'inferno caldissimo del Battaglini, vada come vada, sarà una notte di rugby vero. Come organizzi questa settimana? Come è il planning per la settimana? No, ci siamo detti subito fin dalla partita in mezzo al campo che questo era il frutto di una settimana di buoni allenamenti, di atteggiamento giusto durante la settimana, e di concentrazione, e vogliamo ripeterlo e vogliamo fare una buona partita anche a Calvisano, a casa nostra. Adesso comunque una settimana, un ritorno che lascia comunque tutto aperto. Ho detto ai miei ragazzi che questo è il primo tempo, è finito 11-3 per loro, vorrei una settimana ancora più concentrata di quella che è stata questa settimana qua, perché 11-3 è un punteggio che non dice niente, non lascia nulla di chiuso, e non sono sicuramente né noi né loro, sono gli All Blacks, quindi sono battibili, e mi piacerebbe vedere appunto una grandissima gara di ritorno e poi sarà quel che sarà. Bentornati in studio, ultima parte di Rugby House. Pensando alla semifinale che avrà luogo fra 2 giorni qui allo stadio Mario Battaglini, le prevendite stanno andando alla grande, ci aspettiamo grande spettacolo, una notturna, per cui la possibilità un po' a tutti di seguire questa squadra e questo ultimo step prima della finale che, ricordiamolo, se fosse tocchiamoci, fate quello che volete, fate gli scongiuri del caso, insomma sarebbe ancora qui al tempo, per cui un'altra grande opportunità di festa, di rugby e di passione, ovviamente legate ai colori rosso-blu. Filippo, allora, tra l'altro parlando della partita di domenica alla Guizza, come si può anche ben notare, insomma, tu hai questa fasciatura che in realtà, diciamo, l'equipe medica di tutto lo staff medico di Rovigo ha saputo comunque congegnarti addosso e fare in modo che tu potessi giocare. Sì, con l'aiuto dei fisioterapisti della prima squadra mi hanno permesso di giocare, nonostante avessi una frattura in atto durante la settimana, e tramite un'apposita fasciatura studiata e vista con loro mi hanno permesso appunto di poter vincere la partita di domenica. Quindi grazie a questi angeli che ovviamente sono sempre dietro a sostenere i ragazzi, certo. Perché mentre lavoravano con te c'era anche Stefan Basson da curare in quel momento, per cui ne avevano da fare i ragazzi sicuramente. Poi settimana c'è Bibi, per cui lavoro doppio, però insomma sono lì per quello, no Antonio? E sono, come si dice, quelli che non stanno nella camera dei bottoni, quelli che non si vedono realmente sul campo, ma sono quelli che fanno forse uno dei lavori più importanti all'interno di una squadra per un'intera stagione, insomma. Quelli che stanno alle spalle ma che fanno in modo che i ragazzi siano sempre al 100%. Poi noi siamo fortunati ad avere Jarno, avere tutta l'equipe, tutto lo staff medico, insomma. Noi, esatto. Di un certo livello. Noi siamo caduti in piedi alla grande. Non a caso cadiamo in piedi con loro, voglio esatto. dire. Senti Filippo, parlando un po' di te, no? Abbiamo scoperto che sei di Vicenza, hai scelto di vivere qua a prescindere dall'Accademia, hai voluto restare a Rovigo. Già questo è un aspetto che tu hai condiviso con altri compagni, quindi quando un ragazzo è venuto qui, resta qui e dice io non torno più a casa, voglio vivere qui. Beh sì, l'ambiente è totalmente diverso. Io provengo appunto da una città dove privilegia il calcio, Vicenza calcio abbastanza visto anche dalle altre squadre. E qui a Rovigo è tutta un'altra cosa, il rugby lo si sente parlare anche in piazza, tra ragazzi
appunto faccio questo esempio che io in classe parlavo di sport e mi chiedevano appunto che ruolo facessi e dicevo tallonatore io e mi capivano, una cosa strana per uno che viene da un'altra città, come sai che ruolo faccio? Sì, vedo ogni tanto qualche partita. Invece a Vicenza era difficile, raramente si parlava di questo sport. Se hai due fai il Quindi- terzino, Vicenza, insomma. Sì, ecco, giochi a calcio spesso, quindi... Non puoi fare... Poi, tra l'altro, oltre a te, anche altri ragazzi. Adesso c'è il mediano quello di Mischia di Padova, che ha scelto di giocare con Rovigo. Sì, è stato un caso un po' strano, però ha legato, cioè, a parer mio è dovuto anche a un gran gruppo che abbiamo formato il primo anno. Nonostante l'Accademia e il Rovigo, comunque ci siamo trovati bene come giocatori e ragazzi. E giocava poco, diceva di giocare poco a Petrarca e secondo noi aveva anche delle buone potenzialità. E quindi abbiamo detto, guarda, il gruppo c'è, ci troviamo anche in sintonia, perché non venire un anno in prestito se non vieni utilizzato? E alla fine ha fatto anche la differenza appunto nei derby e quindi è stato anche quello Beh, un... avrà goduto parecchio Sì, sicuramente domenica. ognuno ha le sue con cui gioire. Di sicuro conosceva molto bene chi aveva davanti. Ah, certo. Beh, insomma, sono i suoi compagni di sempre. Antonio, sui social questa settimana sta girando una foto in cui ci sei anche tu, irriconoscibile ma ci sei anche tu, di uno scudetto under 19 89-90. Ok, 89-90. Sì, la tribuna Quaglio non esisteva neanche ancora. C'era No, ancora ma quella io bassa. sto facendo solo un gioco di numeri, no? Scudetto 19, 89-90, l'ultimo scudetto della prima squadra è 89-90. Ecco, abbiamo fatto, sì. Cioè, sarebbe bello, sarebbe Guarda, un'annata... ti dico due cose strane. Quel gruppo lì, che era formato ovviamente con l'alternanza della categoria nelle annate 70, 71 e 72, in quegli anni lì, nell'88, quando Rovigo vinse il 10° scudetto, eravamo under 17 e vincemmo il campionato italiano in finale a San Donà contro lo Iolo, che era una piccola realtà vicino Prato, insomma, che aveva I Chersoni di Iolo. sì, che aveva, bravo, non avevano ancora quello, però avevano trovato un'annata buona, sono dei ragazzi veramente forti. Alcuni poi hanno fatto nazionali giovanili e tra loro spiccava un biondino che giocava a apertura che si chiama Gabriele Lai, che poi è stato il DS del Prato degli ultimi anni. E nei successivi 2 anni, quando passammo in under 19, in mezzo ci fu la sfortunata finale di Bologna, ma noi quell'anno lo scudetto l'abbiamo portato a casa lo stesso, e poi l'anno dopo di nuovo della foto di cui parlavi tu. E gli ultimi 2 anni tutte e 2 le volte siamo andati in finale col Petrarca. Ecco, pensa te. Quindi corsi e ricorsi storici ci fanno ben sperare, non si può dire molto di più. Tra l'altro voi la finale giocate un giorno dopo rispetto alla potenziale finale di Rovigo, appunto della prima squadra, Mogliano permettendo ovviamente, però potrebbe essere sicuramente un fine maggio, inizio giugno scoppiettante qui a Rovigo come non se ne vedono da tanti anni, no? C'è voglia di festeggiare, Antonio, secondo te? Credo che non solo ci sia voglia, credo sia proprio diventata una necessità per questa città, perché dopo tanto tempo, dopo tanta sofferenza, perché insomma perdere gli scudetti, dopo tanti investimenti fatti dalla società, giocatori che sono passati di qua che non sono riusciti a lasciare il segno, nel senso che hanno dato il loro contributo ma purtroppo non sono riusciti a vincere, io credo che sia il momento di... non lo voglio dire, però di fare festa, sì. Di fare festa. Sì, e non lo dico solo per loro, lo dico anche per loro e per chi è ancora più sotto di loro, insomma. Ecco. Potenzialmente stiamo zitti, però è giusto, questa città se lo merita, questa società se lo merita e questi ragazzi se lo meritano. Ecco, Filippo, venendo un po' a te da un punto di vista personale sportivo, la tua intenzione vorresti restare a Rovigo, immagino, no? Beh, ovviamente Rovigo è una città e appunto una società molto importante anche in Italia. Se c'è la possibilità sarebbe bello rimanere anche a livello agonistico, ma più importante, più strong, se posso definirlo così,
con la prima squadra. Ecco, nei tuoi allenamenti congiunti con la prima squadra, chi ti ha impressionato particolarmente? Perché adesso vediamo che Biondelli si allena con Stefan Basson, no? Insomma, le percentuali sono anche buone, perché abbiamo visto che entrambi, uno a Mogliano e l'altro a Padova, hanno fatto quello che dovevano fare. Certamente stanno lavorando, o meglio, Michelangelo con l'aiuto di Stefan sta lavorando molto bene. Negli allenamenti mi ha impressionato, io essendo di prima linea mischia, molto l'organizzazione che c'è alla base. La velocità dei movimenti, ognuno sa precisamente cosa deve fare in determinate situazioni e in caso non vi sia l'azione sperata, il riposizionamento subito in campo. Quello mi ha lasciato un po' perplesso perché non ero assolutamente abituato a vedere certa organizzazione. Poi anche i tre quarti, ovviamente, io non essendo uno di loro, è un altro sport, è un'altra categoria, però. Ecco, all'interno di questa 18, siamo qui col capitano, abbiamo nominato Biondelli. Antonio, tu che sei sempre molto attento ai giovanili, qualche altro ragazzo da nominare? Beh, non posso non citare i ragazzi di Rovigo, perché comunque ho visto far loro un bel percorso. Andrea Franchini, Mattia Andreotti, che nasce ala, adesso è stato provato estremo, è veramente diventato una sicurezza, insomma è migliorato molto anche a livello, non solo a livello fisico ma anche a livello di testa. Fernando Toboni, che comunque l'avevamo già visto come dire, testato in prima squadra l'anno scorso, quindi ci sono diversi, secondo me, ragazzi che possono uscire da questa 18, forse non hanno ancora il passo, come diceva Filippo, per stare lì, però credo che vada valutato l'investimento su alcuni di loro, sicuramente. E tra l'altro ci sono già molti giovani nel giro della nazionale, no? Di categoria. Sì, assolutamente sì. Ma questo, cioè, arrivare a giocare in prima squadra con Rovigo è il sogno di tutti. Riuscire a fare in modo che i nostri talenti vengano, come dire, gli venga permesso di fare un determinato percorso di maturazione per poi poterli inserire nel rugby che conta, deve essere l'abilità di questo club. Certo. Ritornando a quello che succedeva ovviamente anni e anni fa. Sì, è sempre successo, però questa non è una critica, è che sono cambiati i passaggi. Quindi adesso un ragazzo che finisce l'Under 18 è uno che ha appena la maturità, nel senso proprio un 18enne. Prima c'era l'Under 19, poi è stata fatta l'Under 20, per alcuni anni l'Under 21, quindi c'era, come dire, una crescita diversa. Tu alla 18 aggiungessi la categoria Under 20, probabilmente questi ragazzi giocherebbero ancora un paio d'anni a un certo livello e probabilmente avrebbero un percorso un po' più sicuro. Il passaggio da adesso al rugby seniores è quello che dice, dobbiamo essere abili nel non sprecare le nostre risorse. Ottimo, siamo alla fine di Rugby House. Velocemente, sabato qui a sostenere la prima squadra nella semifinale scudetto contro Mogliano. Partiamo dal 13-10 in trasferta, sarà una gara difficilissima, ma siamo convinti potrà andare al meglio con il sostegno di tutti i tifosi rossoblù. Poi, giorno dopo, Firenze, finale Under 16. Ovviamente, se potete, se ce la fate, andiamo a sostenere tutti insieme i ragazzi della 16. Poi, ovviamente, ci rivedremo la settimana prossima. Ricordiamo la finale scudetto del 29, luogo ancora da stabilirsi, della nostra Under 18, che si è guadagnata questa possibilità vincendo a Padova domenica scorsa. Tanti impegni, Antonio, ce la faremo? Noi cercheremo di seguire tutti. Noi dobbiamo seguire tutti. E questi sono gli impegni più belli che uno può avere, quello di andare a tifare qualsiasi colore rossoblù ci sia impegnato in giro per l'Italia. Benissimo, Filippo, grazie mille di essere venuto. Grazie a voi. Mi raccomando la maturità, Certo, teniamo duro anche lì. Grazie Antonio. Grazie a voi, buonasera, alla prossima. Noi ci vediamo la settimana prossima con due ospiti d'eccezione. La penna più prestigiosa del giornalismo rugbyistico italiano, Tony Liviero, e il presidente Francesco Zambelli. Buonanotte.